Buon pomeriggio e ben ritrovati nello spazio della Regione Friuli Venezia Giulia. Un appuntamento, quello che parte in questo momento a cura di ERPAC, Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia. Parliamo di un tema, quello dell'open data, che è un tema trasversale che riguarda molti settori, ma in questo momento noi lo indirizziamo, lo focalizziamo sui beni culturali. E quindi andremo a capire come superare la concezione proprietaria del bene culturale a favore di una concezione invece popolare e comune. E ne parleremo con Rita Auriemma, direttore del servizio catalogazione, formazione e ricerca di ERPAC, Giuliano Volpe, presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero per i Beni Culturali, e Anna Maria Marras, archeologa coordinatrice della Commissione Tecnologie Digitali per il Patrimonio Culturale di ICOM Italia, coordinatrice dei musei e archivi nazionali di Wikimedia, e infine con Ada Gabucci di Torino, autrice di uno dei saggi, dei volumi sulle esperienze torinesi dedicati proprio a questo settore. Io direi quindi di partire con Giuliano Volpe, cedendo appunto a Giuliano Volpe parola e microfono per avviare questo dibattito. Grazie. Grazie ancora per questa bella opportunità per parlare di un bel libro che nasce da un bel convegno. È stato un convegno importante quello che si è svolto a Trieste, un convegno molto libero, molto costruito sul confronto laico, aperto, perché il tema era questo, è l'apertura contro la chiusura. E quindi sono molto contento e mi congratulo in particolare con l'amica Rita Auriemma per aver a suo tempo voluto quel convegno e ora trasformato quel convegno in un bel libro molto utile che spero circoli molto. E io farò un intervento breve, ovviamente, ispirato a questo libro, però siccome sono un po' in conflitto di interesse perché sono anche uno degli autori del libro, cercherò di parlare meno del libro specificamente, più di quello che sta intorno al libro, quello che è il contesto nel quale nasce questo libro ed è nato quel convegno. Partendo dal titolo, Democrazia della conoscenza. Qui il tema è fondamentale, perché parlare di democrazia della conoscenza significa, a mio parere, richiamare uno dei capisaldi della Repubblica Italiana, e cioè la Costituzione italiana e l'articolo 9 della Costituzione italiana, che dovremmo un po' liberare dal punto di vista della sua interpretazione, usandolo meno come una clava da brandire per colpire a destra e a sinistra, invece come quello che è stata una grande dimostrazione dei padri costituenti di pensare al futuro, perché l'articolo 9 è esattamente, come dire, ispiratore di questo libro, perché parla di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, connesso con la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della nazione. Ed è l'altro elemento ispiratore di questo libro è evidentemente la Convenzione di Faro, la Convenzione sul valore del patrimonio dell'eredità culturale. Quindi sono questi i due capisaldi ed è importante perché uno è con l'origine del nostro paese, della nostra democrazia, la Costituzione, l'altro è l'Europa che ci piace, l'Europa dei cittadini, l'Europa delle comunità locali e della capacità di valorizzare il patrimonio culturale di ogni luogo, di ogni comunità con uno sguardo aperto. Quindi è una condanna, questo libro, della visione elitaria e aristocratica del patrimonio culturale,
è un voler andare oltre quell'intento pedagogico, esclusivamente pedagogico, che è tipico di una visione elitaria, perché erano le élite che concedevano di tanto in tanto ai subalterni di poter godere di qualcosa. Noi invece siamo per una visione democratica che nasca dal basso e che veda i cittadini e le comunità come i reali proprietari del patrimonio culturale, contro una visione proprietaria del patrimonio culturale fatta solo da una élite, dagli specialisti. E allora non si tratta di concedere ai cittadini, ma si tratta invece di coinvolgere, di condividere. Io mi sono chiesto, e nel libro di questo anche si parla, del perché c'è ancora oggi una opposizione all'open access, all'accesso libero, ai dati liberi. Perché questo? È evidente, c'è all'inizio appunto una visione proprietaria e quindi io tengo chiusi perché sono di mia proprietà, ma c'è anche, secondo me, all'origine un sentimento molto diffuso in questo momento, che è la paura, e noi dobbiamo sconfiggere questa paura. Cioè c'è una paura che provoca inevitabilmente, come tutte le paure, chiusura, sospetto, e quindi questo libro è un libro che, a mio parere, cerca di sconfiggere la paura nel campo del patrimonio culturale, cercando appunto di sconfiggerla con l'apertura, con la condivisione. Dunque, l'altra parola fondamentale è apertura, è open, come ormai diciamo normalmente. E il dibattito, a mio parere, non dovrebbe essere, come pure c'è, eppure in un saggio si fa riferimento a questo, direi non a caso, cosa è possibile rendere aperto? Ecco, io porrei il problema: cosa non si deve rendere aperto? Cioè, perché non si deve rendere aperto? Semmai ci sono alcuni dati che è bene non tenere aperti perché sono dati sensibili di un certo tipo, ma il problema va ribaltato. Poniamoci il problema di quei pochi dati che dobbiamo non tenere aperto e dei tantissimi dati che invece dobbiamo mettere a disposizione. Contesto: io ricordo che soltanto 3 anni fa, prima dell'approvazione dell'Art Bonus, nei nostri musei non si poteva fotografare, era ancora proibito fotografare, ce ne siamo già dimenticati, per fortuna, ma solo 3 anni fa abbiamo guadagnato questa liberalizzazione che oggi pare inconcepibile nell'epoca dell'accesso libero, dei tablet, dei ragazzi che giocano con i cellulari. Quindi, ma ci sono ancora delle chiusure. Se voi pensate che ancora oggi, e stiamo aspettando a breve l'approvazione del DDL sulla concorrenza per poter rendere libero anche la possibilità di fotografare negli archivi e nelle biblioteche, perché ancora oggi nemmeno i ricercatori possono fotografare liberamente negli archivi e nelle biblioteche, con divieti assurdi. Si dice che rovineremmo il libro se fotografassimo con una macchina digitale, ma lo roviniamo anche se lo sfogliamo a questo punto, anzi molto di più. Dunque c'è ancora tanto da fare, stiamo tentando di far partire una Digital Library con il Ministero dei Beni Culturali, è un progetto sul quale si sta ancora lavorando, ma sarà, mi auguro, una grande ulteriore occasione di apertura e di condivisione dei dati. Quindi l'altra parola magica è condivisione, appunto, per sconfiggere, direi, quell'eccesso di amore nei confronti del patrimonio culturale che ha portato gli specialisti, mi ci metto anch'io, ad amarlo talmente tanto da diventarne gelosi proprietari, e nel vedere i cittadini non come quelli da coinvolgere in una tutela attiva, ma quasi come i nemici dal quale guardarsi per difendere il patrimonio. E quindi c'è un po' una contraddizione tra conservazione, che è giusta,
e conservatorismo che invece non ci piace. E insomma, l'ultima parola che vorrei pronunciare e con la quale in qualche modo ho aperto è quella della speranza, cioè è necessario sviluppare speranza e apertura in questo momento di grandi cambiamenti, e il patrimonio culturale che ci dà la forza dello spessore storico di ogni comunità, di ogni territorio, deve essere la base per questa speranza e per questa capacità di apertura. Ecco perché io penso che questo libro, e quindi mi congratulo con la Regione Friuli Venezia Giulia, con l'assessorato, con l'assessore, con l'istituto per averlo realizzato, è a mio parere un vero messaggio di speranza per una capacità che dobbiamo conquistarci di tutelare e valorizzare un patrimonio comune, se patrimonio e beni comuni non sono solo uno slogan retorico, ma sono una scelta vera di democrazia. Spesso assisto a proteste, tutte legittime, tutte condivisibili, manifestazioni, contestazioni. Non ho mai visto queste persone che contestano fare una battaglia per la liberalizzazione dei dati, e forse questo qualcosa significherà. Io credo che invece questo libro lanci un messaggio molto importante. Io mi fermo qui e passo la parola ad Anna Maria Marras, che può darci degli spunti, perché è archeologa, perché si occupa di musei, ma si occupa anche di tecnologie, e questa è una cosa che mi premeva dire passandoti la parola. Qui in questo libro quello che mi piace è che si parla di un tema che ha bisogno di tecnologie, ma senza parlare solo di tecnologie, ma parlando di un progetto culturale. Questo mi sembra più importante. Grazie al professor Volpe e grazie a Rita Auriemma per avermi invitato. Mi sento più forte, vabbè. Allora, ho letto con molto interesse gli atti del convegno e sono molto contenta del fatto che la maggior parte degli interventi sono di archeologi. Siamo sempre sperimentatori, diciamo. L'archeologia è una scienza che prende da tante altre scienze, quindi senza di cui non potrebbe essere probabilmente archeologia. Ed è molto bello comunque, cioè da un lato è bello che gli archeologi abbiano iniziato già da tanto tempo, gli archeologi italiani rispetto agli altri professionisti dei beni culturali, a trattare il tema della condivisione, dell'apertura, che probabilmente nasce da una necessità, che probabilmente nasce anche da una necessità, anche da una certa frustrazione, come si vede insomma anche da alcuni contributi, penso al contributo di Gull. Perché appunto è sempre una fatica avere accesso agli atti, sappiamo che ci sono degli scavi che ancora non sono mai stati pubblicati, e quindi è un'esigenza proprio per l'archeologo avere a disposizione i dati, anche perché ricordo che ci sono molte ricerche ormai che dimostrano, non nell'ambito dell'archeologia ma in altri ambiti come negli ambiti scientifici, come l'accesso ai dati, i dati aperti, gli open data favoriscano e facciano crescere la ricerca, perché non bisogna tutte le volte iniziare da capo, ma si parte da un punto, quindi questo è fondamentale. Infatti ho letto ovviamente, insomma sono rappresentati i principali progetti in Italia su questo volume che si sono occupati di open data. Penso al progetto Mappa dell'Università di Pisa, con l'ambizioso progetto del MOD, di questo archivio dei dati grezzi, progetto che nasce su ispirazione da quello fatto dall'Archaeological Data Service inglese. Purtroppo però dobbiamo dire che non ha avuto molto seguito questo progetto, seppur virtuoso, e cui io dall'inizio ho creduto molto, però ci sono state probabilmente una serie di problematiche legate anche ovviamente all'apertura dei dati,
al diritto, anzi al diritto intellettuale soprattutto di chi è il dato scavato, cioè dell'archeologo che lo documenta, quindi è tutta una problematica che non si è riusciti ad affrontare nonostante insomma la buona volontà e la validità del progetto. Poi da tutt'altro taglio invece abbiamo anche il progetto SITAR, che nasce dalla volontà di fare questa carta archeologica nazionale, quindi dal SITAN, dal tutto il lavoro di Giovanni Azzena. Purtroppo anche qua però siamo arenati, nel senso che non si riesce ad avere una carta nazionale, anche se una carta almeno dei ritrovamenti dei siti nazionali in realtà c'è, perché è quella che è sul SIGEC Web. Basterebbe che non soltanto col progetto OpenICCD, che comunque è virtuosissimo, io onestamente fino a qualche tempo fa non avrei mai immaginato che l'ICCD aprisse i dati, quindi nonostante ci sia ancora molto da lavorare, secondo me questa è una cosa ottima, è veramente una buona direzione, anche perché hanno scelto di metterlo su una piattaforma che è quella di Khan, che è comunque quella che è usata dai portali open data, quindi sicuramente una grande volontà, anche se i puristi delle licenze possono dire che comunque non è propriamente una licenza libera, perché comunque non prevede il riuso commerciale, però dal mio punto di vista questa è stata una grande conquista. Avere i dati aperti dell'ICCD credo che sia insomma un grande passo avanti. Poi mi ricordo che comunque a febbraio, fine gennaio, mi sa inizio febbraio, hanno fatto anche un hackathon all'ICCD con i dati aperti, quindi organizzata dalla stessa Laura Moro, e anche là un altro passo in avanti, una voglia di comunicare diversamente quello che è l'archeologia, perché a prescindere poi da tutti questi contributi si parla di che cos'è l'archeologo, però probabilmente si dovrebbe un po' più parlare di che cos'è il funzionario archeologo, di che cosa fa, perché secondo me questo è quello che non si conosce, perché abbiamo tanti strumenti, sembra che noi abbiamo tanti strumenti, abbiamo vincoli in rete, abbiamo il SIGEC Web, però come funziona veramente? Quali sono le attività che fa un funzionario per far funzionare, scusate la ripetizione il gioco di parole, per far andare avanti, perché sono delle figure fondamentali per il nostro patrimonio che non si conosce perché non si conosce veramente qual è il ruolo, qual è il compito, quali sono le procedure, la burocrazia che a volte insomma sommerge questo lavoro. Ovviamente poi un'altra cosa di cui mi ha fatto piacere è ovviamente il vostro progetto in casa, Raptor, che è anche là un altro progetto virtuoso che comunque si propone non soltanto di favorire la raccolta dei dati, perché comunque fa sì che le ditte stesse che lavorano sugli scavi, controlli, sorveglianze archeologiche pubblichino, carichino da sole i dati in un'unica piattaforma, avendo delle linee guida. E io recentemente per la provincia di Trento, con cui collaboro, ho realizzato proprio delle linee guida tramite interviste sia ai funzionari che alle ditte, e abbiamo elaborato delle linee guida per la consegna della documentazione da scavo, ma fatte in maniera collaborativa con le stesse società e con le università che lavorano sul territorio, quindi questo è anche importante, e sarà non vedo l'ora di vedere Raptor aperto anche al pubblico e alla consultazione, vediamo questa evoluzione. E poi altri progetti ovviamente di condivisione, apertura. Condivisione è una parola che è ritornata molto nei contributi, è veramente una delle parole chiave oltre al patrimonio culturale ovviamente. L'altra, la condivisione è data da alcuni progetti. Abbiamo visto il progetto Open Pompei. Io adesso lavoro per ActionAid per il progetto di Sibari, quindi l'Integrity Pact. Adesso abbiamo fatto una scuola di monitoraggio civico proprio a Sibari 2 mesi fa, e adesso partiremo col monitoraggio del bando coinvolgendo i cittadini, quindi questa è un'attività diversa, è un progetto sperimentale, però il fatto che poi sia stata scelta anche Sibari come area è molto significativo, quindi c'è tutto un processo che riguarda i beni culturali, ma soprattutto l'archeologia, che riguarda appunto che
vuole comunicare, vuole far vedere che cosa si fa, vuole condividere non soltanto le buone pratiche, vuole farsi capire. Perché senza la comprensione di quello che si fa non si avvicina al pubblico, non si capisce. Non è semplificare una didascalia che avvicina il pubblico a un museo, non è essere sui canali social che avvicina il pubblico a un museo, ma è tutta una serie, è un processo. Infatti quello che appunto dicevamo prima non sono le tecnologie, ma sono i processi che fanno gli open data, che fanno i beni comuni. Uno dei processi è insomma anche il progetto che è stato fatto a Torino, insomma Musei Torino è sicuramente un progetto pilota importante che mi sembra sia stato un po' replicato a Ravenna, se non sbaglio, a Ferrara, ce ne sono anche altri, sì. Ed è sicuramente poi insomma il Piemonte e la fondazione, anche della Fondazione Torino Musei, comunque è stata una delle prime a liberare i dati. Nel 2014 col primo Open Data Day hanno rilasciato dei dati ai musei di Torino, quindi questo è sicuramente un altro esempio da seguire che abbiamo in casa. Quindi non so se vuoi dire qualcosa. Sì, a questo punto passerei la parola, poi chiudi tu. Passerei la parola ad Ada Gabucci in maniera tale che, visto che siamo a Torino e Torino ci ospita ed è una delle esperienze, come dire, anche più significative in questo ambito, che possa parlarci un po' di questa esperienza. Buongiorno. Allora, la città di Torino in effetti ha fatto negli anni passati dei lavori estremamente innovativi, perché adesso si ricordava l'Open Data Day del 2014, ma in realtà l'apertura dei dati del geoportale, quindi del sistema informativo della città, risale al 2009. 2009 è l'anno in cui Obama, dall'altra parte dell'oceano, ha cominciato a portare avanti la politica dell'open della pubblica amministrazione, quindi era estremamente innovativo. La stessa cosa è stata fatta con questo progetto Museo Torino, che è un portale della città, un museo virtuale che raccoglie, che però è partecipato, perché è un portale costruito sia con gli enti che, anche volendo, con i singoli cittadini. Ed è stato inaugurato nel 2011, quindi anche questo è estremamente innovativo. In più, partendo dall'aspetto archeologico, abbiamo cercato di mettere insieme i due progetti, il progetto del geoportale con Museo Torino, in modo da legare intanto la carta archeologica alla città, e questa è un'idea che rivendico nel bene e nel male, perché credo che tendenzialmente gli archeologi fanno le carte archeologiche, e questo è un altro aspetto, ma la carta archeologica che serve al pubblico non è la carta archeologica che serve all'archeologo, è una carta archeologica ragionata, punteggiata, ristretta, ma inserita nel contesto della città moderna, altrimenti rimaniamo sempre i soliti criceti in gabbia e non andiamo avanti. E in più, con un collegamento, il geoportale naturalmente è una cosa che serve di più agli addetti ai lavori, ai professionisti, non è un portale che il turista consulta, ma il turista consulta, o il turista o comunque il cittadino comune consulta Museo Torino. Collegare le due cose naturalmente fa raggiungere un pubblico molto più ampio. E dirò ancora una cosa, poi passo la parola a Rita. La cosa che per me è molto importante in questo progetto, ma anche in altri progetti di cui si è parlato, è sì l'open data è fondamentale, ma secondo me deve essere un dato aperto di qualità, perché il problema molto grosso in questo momento è che adesso c'è una corsa al dato aperto anche nelle amministrazioni, ma non sempre con questa idea che il dato deve essere di qualità, perché il dato aperto, pur che sia, non serve a nessuno e anzi crea assolutamente confusione. Quindi secondo me le cose devono andare insieme. E ultimissima cosa la posso dire ancora, è che il fatto che gli archeologi sono più avanti non è del tutto strano, perché secondo me
tra gli archeologi quelli che si sono resi conto, e per fortuna ce ne sono tanti, che solo potendo andare a pescare in grandi banche dati noi riusciamo a ricavare qualcosa, e tenendo stretto il nostro coccio e il nostro bollo non ricaviamo niente, allora questi vanno verso l'open. Gli altri continuano a guardare il loro coccio e il loro bollo, pazienza, ecco, diciamo, speriamo. Beh, penso di aver detto. Allora chiudo io, insomma, raccontando un po' come è partito il convegno, in realtà è veramente una necessità di un confronto aperto, largo, laico, diceva bene Giulio, su questi temi, perché sono intervenuti poi i rappresentanti delle istituzioni, cioè delle università, esponenti delle amministrazioni, rappresentanti del MIBACT, e tutto sommato c'è stato un dialogo serrato, intenso, che ha portato al libro che vedete. Ma diciamo che c'è stata da parte di tutti un'assunzione di responsabilità, anche perché, allora, noi ovviamente, io che dirigo il servizio catalogazione, formazione e ricerca, e mi piace che la catalogazione, la formazione e la ricerca siano stretti in una triade indissolubile, abbiamo sentito forte la necessità, perché il nostro servizio, e quindi l'ente regionale per il patrimonio culturale, gestisce il sistema informativo regionale, la grande banca dati del patrimonio del Friuli Venezia Giulia. Ecco, non lo voglio chiamare catalogo, perché catalogo veramente non serve a niente, uno strumento di quello che vogliamo che divenga, uno strumento di governance, proprio di governo, di indirizzo per il territorio, capace di politiche interattive, di tutela e di valorizzazione, non la tutela vincolistica, patrimoniale, gelosa, no, finora condotta, ma una tutela che sia attiva, che sia propositiva, che sia progettuale. Pietro Petraroia diceva che si dovrebbe arrivare a vincoli di tutela, come dire, pensati da tutti gli attori del territorio. Una tutela sociale, una del tutela patrimonio. relazionale e sociale del patrimonio, in cui veramente ci sia l'intervento di tutti gli attori, e parlo di enti, e parlo di istituzioni scolastiche, universitarie, associazioni, le imprese culturali e creative. Su questo la nostra regione si sta spendendo molto, sta mettendo a fuoco anche gli strumenti più idonei, incubatori di imprese, e sta, come dire, governando un processo che porta a questo. È chiaro che però le imprese, per valorizzare i dati, creare nuove risorse, nuove applicazioni, nuovi sviluppi, queste imprese devono accedere ai dati, devono riutilizzarli e redistribuirli, cioè averli in formato open. Questo è molto semplice. I sistemi informativi sul web e gli open data sono gli strumenti reali dell'accessibilità al patrimonio, sono proprio, come dire, i mezzi pronti, immediati, per l'accessibilità al patrimonio e per tutto quello sviluppo che, come dire, è magnificamente concepito e nella Costituzione e nella Convenzione di Faro. La Convenzione di Faro lo dice molto chiaramente, spostando l'asse dalle cose alle persone, proprio con una rivoluzionaria concezione di ciò che noi riconosciamo come patrimonio culturale. Daniele Giallà dice: il patrimonio siamo noi, mi piace da morire, se non avessi già avuto un titolo lo avrei sostituito subito in corsa. Il patrimonio siamo noi, sono le persone che fanno il patrimonio, sono le persone che lo riconoscono. Il patrimonio non è nulla di sacro, nulla di statico, nulla di immobile, cambia come cambiano le comunità che lo vivono, ed è per questo appunto che bisogna riannodare quel filo che talvolta si è veramente logorato tra comunità e patrimoni, saldare quel patto, ma ci vuole quell'alleanza tra innovatori di cui Giulio ogni tanto ci parla, che ogni tanto richiami giustamente. Quindi abbiamo un grande faro, la Convenzione di Faro, che è un grande indirizzo veramente importante. Adesso i sistemi informativi ci sono perfettibili. Quello che emerge dal libro, voi sapete, il web è una straordinaria opportunità, l'ecosistema digitale è capace
veramente di produrre nuove risorse. Lo vediamo, lo abbiamo visto oggi con l'app che abbiamo presentato e con cui hanno giocato appassionatamente i nostri bambini e anche i loro genitori. Ma sono le app, la realtà virtuale, la realtà aumentata, lo storytelling, il materiale didattico, il turismo culturale, l'ecoturismo. È un'esplosione possibile in 10.000 mondi, in un universo, in una galassia di possibilità. Eppure soltanto il 10% dei dati del patrimonio culturale europeo è digitalizzato e di questo 10% soltanto il 27% è open. Questo è lo stato dell'arte. Bisogna arrivare a un linguaggio comune, a esperienze che non siano così frammentate, disgregate, polverizzate, ed è per questo che appunto la filiera, come dice giustamente Giulio, di ricerca, tutela, valorizzazione e gestione deve essere una filiera condotta tutti insieme, una filiera di cui si facciano carico tutti i protagonisti e gli attori del territorio. Grazie. È importante quello che diceva ora anche in chiusura Rita, è una filiera complessa, come è complesso il patrimonio culturale del nostro paese, è una filiera che prevede varie specializzazioni, che richiede integrazione, ma che non può e non deve essere fatta da un unico soggetto. E in questo è lo spirito più pieno dell'articolo 9 della Costituzione, che non parla di Stato, ma parla di Repubblica e parla di nazione, e chiede quindi come dovere, responsabilità e diritto di tutti, Stato, regioni, città metropolitane, comuni, cittadini, singoli e associati, a essere protagonisti di questa attività. Ma senza la conoscenza nulla è possibile. Ecco perché i dati, sono d'accordo con quello che diceva Ada Gabucci, non solo la qualità del dato. I dati grezzi possono essere utili, ma servono per altri scopi, ma la qualità del dato, perché noi abbiamo come tema ora quello della selezione dei dati più che l'accesso, ma in Italia c'è ancora un problema anche solo di accesso. Ecco perché io chiuderei forse questa presentazione complimentandomi ancora, ringraziando la Regione Friuli Venezia Giulia per aver voluto questo lavoro, il convegno, il libro, il piano paesaggistico che sta per essere portato anche all'attenzione del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, pare che lo esamineremo nel prossimo mese di luglio, e quindi è evidentemente una visione completa, organica, come è giusto che sia nell'affrontare il patrimonio culturale. E quindi è importante che ci siano delle sperimentazioni, perché noi oggi abbiamo bisogno di dimostrare che è possibile, che non è soltanto teoria, è possibile farlo, che farlo dà dei vantaggi a tutti i soggetti. Quindi ancora grazie ad Anna Maria Maras, ad Ada Gabucci e a Rita Auriemma ovviamente per aver contribuito a questo momento di discussione, ma soprattutto alla Regione Friuli Venezia Giulia per averci ospitato e averci dato la possibilità anche in questa occasione di continuare a discutere e a lavorare insieme. Grazie anche a lei, dottor Giuliano Volpe. Ringraziamo l'ERPAC per questo appuntamento e vi ricordo alle 14:30, sempre nello spazio del Friuli Venezia Giulia, ci sposteremo a Trieste per parlare di una mostra, quella dedicata all'architetto Gigetta Tamaro. Più tardi, quindi ore 14:30, stand della Regione Friuli Venezia Giulia. Grazie. È andato tutto bene, no? Se non pareva, noi ce l'abbiamo. Vede, lei deve aver fiducia. Adesso